Era il 14 giugno 1978 quando, nei cieli del Veneto orientale, si aprì un capitolo tanto sconcertante quanto documentato nella storia dell'ufologia militare italiana. L'atmosfera di quel periodo era già densa di interrogativi. Da settimane si stavano moltiplicando le segnalazioni di oggetti volanti non identificati su tutto il territorio nazionale. Era la cosiddetta ondata del 78, un periodo critico per le autorità aeronautiche italiane, chiamate più volte a intervenire per episodi apparentemente fuori da ogni logica conosciuta. Ma fu quella sera di metà giugno, nei pressi di Treviso, che si consumò uno degli eventi più straordinari, tanto da meritare l'attenzione dei vertici NATO. Tutto cominciò poco dopo le 21, quando i radar della base militare di Strana rilevarono una presenza multipla e anomala nello spazio aereo del Veneto orientale. Non si trattava di un singolo contatto, ma di una formazione di almeno 3 echi radar distinti, comparsi improvvisamente a circa 20 km dalla base, con traiettorie variabili e velocità altissime. I tracciati mostravano manovre a zig-zag, accelerazioni improvvise e fermate istantanee, in totale violazione delle leggi dell'aerodinamica allora note. Questi oggetti sembravano sfidare non solo le capacità dei velivoli terrestri, ma anche l'intelligenza degli operatori radar, che si trovarono di fronte a un comportamento tecnologicamente inspiegabile. Il comandante operativo della base, dopo aver verificato che non erano in volo aerei autorizzati o identificabili, ordinò il decollo immediato di 2 caccia F-104 in missione di scramble. Gli intercettori partirono in formazione rapida e si diressero a nord-est, laddove i segnali sembravano moltiplicarsi. La sala radar manteneva il contatto con entrambi i piloti e li guidava verso la zona di interesse, ma ciò che accadde nei minuti successivi lasciò tutti senza parole. Uno dei 2 piloti, mentre sorvolava l'area tra Conegliano e Portogruaro, riferì via radio di avere il contatto visivo con 3 sfere luminose, biancastre, che sfrecciano in direzioni opposte. Erano oggetti privi di luci di navigazione convenzionali, eppure emettevano una luminosità uniforme, simile a una perla brillante nel cielo notturno. Si muovevano come se sfidassero la resistenza dell'aria, con angolazioni impossibili, a velocità superiori al Mach 2 e senza emettere suoni. Non vi era post-bruciatore visibile, né traccia di turbolenza atmosferica. A ogni tentativo di inseguimento da parte dei jet italiani, gli oggetti sembravano giocare, comparendo e scomparendo dai radar e dalla vista, come se anticipassero i movimenti dei piloti. Durante l'azione, uno degli F-104 tentò un avvicinamento a una delle sfere, riuscendo a portarsi a circa 500 metri dal bersaglio. Il pilota, un tenente con centinaia di ore di volo alle spalle, dichiarò che l'oggetto si arrestò bruscamente, rimase sospeso in aria per alcuni secondi e poi ripartì in verticale in una frazione di secondo. Nella registrazione del cockpit, conservata per anni negli archivi riservati dell'aeronautica militare, si può udire il pilota esclamare con voce concitata: «È impossibile! È sparito! È salito dritto come un proiettile!» Anche il radar di bordo confermò la scomparsa improvvisa del bersaglio. Nessun aereo terrestre, neppure le più avanzate tecnologie NATO dell'epoca, era in grado di compiere simili manovre. Nel frattempo, a terra, altri radar della zona, tra cui quello civile di Venezia Tessera e una stazione secondaria nei pressi di Vicenza, rilevarono e confermarono il passaggio degli oggetti. Non si trattava quindi di un errore strumentale isolato, ma di una vera e propria anomalia documentata su più livelli. Anche diversi civili, nei paesi attorno a Treviso e Oderzo, segnalarono luci in movimento nel cielo, compatibili per orario e posizione con quanto rilevato dai militari. Alcuni parlarono di sfere bianche che si muovevano come se fossero vive, altri raccontarono di luci che si spegnevano e riaccendevano senza motivo, come se giocassero a nascondino con il cielo.
Al rientro alla base, i piloti furono immediatamente interrogati. Il loro racconto fu verbale, ma anche scritto, sotto giuramento, e confermato in diverse audizioni interne. I nastri delle comunicazioni radio, le registrazioni radar e le trascrizioni dei radaristi furono tutte raccolte in un dossier che prese il nome di Evento Alfa TV78, classificato come riservato e trasmesso anche ai comandi NATO a Bruxelles. La stranezza e la portata dell'episodio richiesero infatti la consultazione con l'intelligence alleata, nel timore che potesse trattarsi di una tecnologia sperimentale straniera, magari sovietica. Ma nessuna risposta ufficiale fu mai fornita, né da Mosca né da Washington. Per tutti gli effetti pratici, l'evento rimase senza spiegazione. L'Ufficio Studi Speciali dell'Aeronautica Militare, che già da tempo si occupava in segreto di analizzare fenomeni anomali nello spazio aereo italiano, aprì un fascicolo dettagliato. La conclusione, redatta alcuni mesi più tardi, riportava la seguente dicitura: fenomeno aerospaziale non identificato, non riconducibile a tecnologia nota, nessun pericolo immediato per la sicurezza nazionale, ma raccomandata ulteriore sorveglianza dello spazio aereo nella zona segnalata. Una nota a margine sottolineava la piena attendibilità dei piloti coinvolti e la totale congruenza delle fonti radaristiche. Quel 14 giugno 1978 non fu un caso isolato. Nei giorni precedenti e successivi, episodi simili furono registrati in Emilia-Romagna, nel Basso Friuli e lungo l'arco alpino orientale. Ma il caso di Treviso si distinse per l'elevato numero di fonti concordanti, per l'intervento diretto dell'aeronautica e per la qualità del materiale raccolto. Ancora oggi, molti studiosi ritengono che sia uno dei casi meglio documentati nella storia militare italiana riguardante gli UFO, tanto da essere studiato anche all'estero nei dossier compilati da studiosi inglesi, tedeschi e americani. Con il passare degli anni, parte del materiale fu oggetto di desecretazione parziale, grazie anche all'impegno di ricercatori indipendenti e di associazioni come il CUN. Alcuni documenti, trasmessi dai radaristi stessi o da ufficiali in pensione, vennero resi noti alla stampa. Ma la relazione tecnica finale, quella contenente i dati radar grezzi e le analisi cinematiche, rimane ad oggi coperta da vincolo di riservatezza. Quel che è certo è che il cielo del Veneto, in quella sera di giugno del 1978, fu teatro di un confronto silenzioso tra l'intelligenza umana e un'intelligenza sconosciuta. Una tecnologia che volava sopra le nostre teste, senza alcuna intenzione ostile, ma con una superiorità netta, inquietante, quasi provocatoria. Gli uomini che tentarono di inseguirla rimasero segnati, consapevoli di aver visto qualcosa che va oltre ciò che le dottrine aeronautiche possono spiegare. Fu come aprire uno spiraglio nel cielo e scoprire che qualcuno o qualcosa stava già guardando da tempo.